Buonasera da Odino Baggio per Roblox, dalle Love Palme ci siamo! È tutto pronto per Vigoreal e Valdagno, padroni di casa chiamati a vincere per scacciare pensieri negativi, ospiti che arrivano invece da un pari casalingo. Alla dietro, Bicego, Lelè, col mancino a cercare Lambert che poi passa su Marchese, Marchese d'angolo, qui si avvicina a Sbicego, cambio di direzione, poi va in mezzo, palla non è per Lambert, è invece per Pire che carica il destro da fuori! Vantaggio Valdagno alle Love Palme, ancora il numero 19, sia pronto al tocco per Marchese che si avvicina, va il 9, carica un bolide, danza sul pallone, Lelè va verso il fondo, Lelè il traversone attraversa tutta l'area, poi c'è il fischio per una sbracciata in area di rigore, l'ammonizione e dunque calcio di rigore. Fischia il direttore di gara, parte Lelè con il mancino, Lelè! Portiere da una parte, la palla non proprio dall'altra, in mezzo, centrale, ma vale comunque 2-0. Arraz, una finta, Arraz va dietro, apertura di Sbicego, Fami, Arraz ancora da Fami, bellissima palla Fami! Cucchiaio su Collatuzzo e il Valdagno va 3-0. Non solo i vostri gol, non solo i vostri assist, anche i vostri passaggi illuminanti, filtranti, precisi, che con grande visione mandano in porta i vostri compagni. Questo a disposizione per voi calcettisti con le mix card di Roblox. Attenzione intanto a Meneghello, Pire va a puntare il Messia, va al 19, una finta, poi si accentra, Pire dal limite, azione personale favolosa del 19 Valentin Pire, doppietta, una finta, c'è Meneghello che insiste, Pire poi va centralmente, quindi perde rovinosamente questo pallone, ne approfitta alla perfezione il Vigoreal, il destro di El Messia trova il tacco di Secchieri che vale 1-4, Marchese, El Messia, c'è Secchieri, Meneghello, la palla non passa, Secchieri che accentra, il tacco per capitano Meneghello, di nuovo da Secchieri, non si chiude il triangolo, sono Soldà, Pire e Sbicego che sbraccia, poi arriva in anticipo Soldà verso la porta, Lelè prova a passare, arriva Meneghello, la tiene lì Marchese, finta, sterza, ancora dietro da Meneghello, ruleta, conclusione col mancino, Meneghello, c'è il pressing, Meneghello prova in profondità, trova il passante per Marchese che insacca, accorcia le distanze il Vigoreal, Derek Lambert resiste con il fisico, trova Lelè che si gira di fronte a lui, Vincenti, Lelè con Collatuzzo lunghissimo e alto, mette fuori Menon, arriva Vincenti, il tacco di Zanatta, la tocca Vincenti sulla linea di porta, esulta Zanatta ma Vincenti chiarisce che è stato lui l'ultimo a toccare, si è accesa definitivamente la partita con Pire che va a lottare, riparte ancora la squadra di casa, Zanatta, bello il passante per Marchese che con il sinistro è lucido a insaccare alle spalle dell'estremo difensore Mattia Menon, esplode la Love Palme, parete dall'altra parte ma sbaglia, interviene il Messia, quindi Secchieri preso a controtempo Menon ma si salva, Raz riconquista questo pallone, attenzione perché ha scoperto il Vigoreal, Raz passa anche su Meneghello, 3 contro 1, il tocco dentro ancora Raz, di nuovo in vantaggio il Valdagno di Pablo Ranieri, questa volta ci pensa il numero 10 Nesare Arraz, Marchese, El Messia, 10-24 al termine, El Messia finta, passa con il tunnel trattenuto, la palla arriva comunque dentro a Guido, Secchieri 5-5, mancano ancora 10 minuti di gara, Meneghello, la lunga rincorsa del capitano che andrà a caricare il suo destro verso la porta di Menon, Meneghello traversa, ora in avanti la serpentina, la sterzata, attenzione, arriva il fischio ed è calcio di rigore tra il numero 7 Matteo Zanatta con il destro, ancora la traversa, Raz, ruleta e poi ancora Lelè di prima, bellissima la palla per Soldà, che intervento dietro da Marchese, c'è a destra anche il Messia, Marchese, il taglio del Messia, Marchese Collatuzzo va a lungo a cercare una sponda, lo stop di petto di René Sbicego dice che basta così perché l'incontro finisce con il risultato di 5-5, prima il vantaggio del Valdagno, poi la riprende il Vigoreal.